È stato un piacere ospitare qui oggi il progetto delle donne del fior d'arancio che viene dai Colli Euganei e che mette in rete tante aziende gestite da persone, da donne che hanno voglia di comunicare quello che fanno e voglia di portare un'innovazione anche in quello che è il settore enogastronomico, ma anche dell'arte, quindi si coniuga arte con Padova Urbs Picta, i dipinti del Trecento e addirittura da poco i Colli Euganei con i loro prodotti che sono stati riconosciuti come MAB UNESCO. Sono qui oggi per aver presentato il progetto Fior d'Arancio con gli Ogani di OCG e Padova Spicta, che ho vinto grazie ad un concorso della Camera dell'Imprenditoria Femminile di Padova, della Camera di Commercio, e siamo venuti a presentare poi con il mio gruppo che si è allargato nel frattempo, perché questo progetto io poi l'ho allargato a tutto il territorio dei Colli Euganei, dove ho unito il Fior d'Arancio, che è il nostro vino principe, l'unica DOCG dei Colli Euganei, alle visite guidate di Padova Spicta, due eccellenze che si ritrovano parlando attraverso le donne, donne del passato e donne del futuro, noi imprenditrici del vino. Il progetto Vino, Donne e Canto, un progetto di Green Economy per la valorizzazione della destinazione, nasce grazie al contributo della Camera di Commercio di Padova, che ha condiviso sin da subito, da un punto di vista valoriale, appunto l'obiettivo di sviluppare l'imprenditoria femminile, in particolare in questo caso nel settore agricolo, nel 2020. Si è trattato di un progetto della durata di 3 anni che ha portato in questi 3 anni appunto a lavorare sulla promozione del turismo in Padova e provincia, in particolare nell'area termale. La promozione riguardava appunto la comunicazione di prodotti di eccellenze appunto prodotte da figure femminili che potessero anche attrarre turisti proprio in linea con la mission camerale appunto di sviluppo del turismo territoriale. Oggi siamo qui a festeggiare, a onorare, a gratificare le donne del Fior d'Arancio, Katia Bolzonella e le sue mie, nostre colleghe che hanno imbastito un progetto di valorizzazione del Fior d'Arancio, che è una tipicità dei Colli Euganei, deriva dal moscato giallo, tutelato per legge. Il Fior d'Arancio è nostra denominazione di origine controllata e garantita. Il progetto si declina, come avete visto, anche nella sfera artistica, sposando e coniugandosi alle meraviglie pittoriche della città di Padova, che è MAB, sito UNESCO, insomma, da un paio d'anni. Il Consorzio in questo contesto ha un'azione di supporto a questa e ad altre iniziative di valorizzazione della nostra tipicità, anche considerando il piano strategico di cui si è dotato da poco, che identifica brand, marchi, popolazione target, mercati di riferimento, e quindi cerca di mettere un po' di approccio così scientifico e strategico alla ricchezza ampia, molto ampia, di vini e di vitigni che caratterizza i Colli Euganei.